c'è stata, grazie forse anche al biennio di Covid, una determinata collaborazione e sinergia con gli altri presidenti provinciali, per cui strada facendo si è intervenuti in questo passaggio. Ci siamo confrontati con l'attuale presidenza, diciamo che abbiamo cercato un confronto, abbiamo cercato di sistemarle, cioè di proporre un'alternativa, una soluzione diversa che potesse essere più conforme alle attuali norme legislative, e poi così è nata la mia candidatura perché sono da tanti anni all'interno del comitato provinciale, ho fatto gli ultimi 2 bienni come presidente, ma precedentemente ne avevo fatto 4 come segretario di Dino Spinelli. Abbiamo ascoltato un po' quello che erano le necessità di base dei vari sci club, li stiamo vivendo tuttora perché ci stiamo confrontando su quali potevano essere tematiche, e quindi mi ha portato insomma a sostenermi e a sostenere questo possibile eventuale passaggio di consegne.